Allora, riprendiamo il tema, vediamo un altro contributo sempre di quelli che ci dovrebbe far riflettere per la situazione che stiamo attraversando e poi torniamo sulle tematiche qua in studio. Prego. Nonostante le rassicurazioni di Letta, la crisi è tutt'altro che finita. Lo dimostra il nuovo record di fallimenti di imprese che hanno raggiunto il livello massimo da oltre 10 anni. Secondo i dati del Cerved, nel terzo trimestre hanno dichiarato fallimento 2.500 imprese, portando nei primi 9 mesi il numero dei fallimenti a sfiorare quota 10.000. I fallimenti non risparmiano nessuno e riguardano tutte le forme giuridiche e tutti i settori, anche se in maniera maggiore le industrie dei servizi, segue la manifattura e le costruzioni. Tra le regioni è la Lombardia, quella che accusa il maggior numero di fallimenti con un aumento del 13%, ma il fenomeno dilaga in tutte le aree geografiche d'Italia. La causa è la crisi, ma non solo. Secondo alcuni osservatori a sostenere questo fenomeno è anche la nuova legislazione, che rischia di favorire chi chiude per non pagare i creditori. Il dato significativo in questo senso è il record di liquidazioni volontarie, di società cioè che scelgono di chiudere nonostante i bilanci in ordine pur di non pagare i creditori. Nel solo terzo trimestre sono state 14.000 le aziende liquidate, il 5,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2012. Allora, può essere che anche il sistema governo in qualche modo sia complice di questo fenomeno involutivo, con vari, per carità si accenna a leggi per il discorso del fallimento, ma è solo un esempio, però ci sono diverse situazioni, diciamo, a voler essere cattivi o forse neanche. Che è più di un anno che noi imprenditori o come con le associazioni stiamo dibattendo su questo fenomeno, di cosa serve per rilanciare l'Italia e per far ripartire questo sistema. Io in alcune altre trasmissioni, in alcuni altri dibattiti ho notato alla presenza di politici che non è che non lo sanno perfettamente. Sono 3-4 cose che ormai abbiamo detto e ripetuto da un anno a questa parte, però non riescono a mettersi d'accordo, vuoi per le larghe intese, vuoi perché fanno parte opposizione e maggioranza nello stesso governo, vuoi perché andando a Roma, come dicevano l'amico prima, si diventa un po' tutti più teneri e più morbidi, non riusciamo a fare queste 4-5 cose fondamentali che per far ripartire, e poi le imprese chiudono, ma non perché non vogliono pagare o perché non hanno più la fiducia e non ce la fanno più e sono allo stremo. Ci vorrebbe un rilancio del cuneo fiscale e abbassarlo perché siamo i più cari in Europa con gli stipendi più bassi. Dovremmo riformare il sistema elettorale perché i nominati ormai poi quando vanno a Roma c'è l'immobilismo più assoluto perché essendo nominati non hanno nessuna volontà di agire a favore del popolo. Diverso è il sindaco che deve dare conto passeggiando la domenica sul territorio o tutti i giorni che gli bussano, è diverso. Tendono solo a conservare il loro posto, quindi la riforma del sistema elettorale, l'abbassamento delle tasse, sono troppe, l'IRAP è una cosa assurda, demenziale. Ma non verranno toccate ma non vengono toccate perché non c'è la volontà politica. E quindi se non c'è la volontà politica queste larghe intese diventano lunghe attese, a votare non si va. E anzi, in tema di spending review, di contenimento dei tassi, dal gennaio del 2014 tutti gli studi professionali dovranno dotarsi di un POS, altre transazioni, altre spese, e quindi dovranno essere tutte tracciabili con regali alla finanza e alle banche, perché i POS vengono serviti dalle banche, le transazioni al 3% sul POS sono a favore delle banche, un regalo da 2 miliardi alle banche fatto dal 1° gennaio nella legge di stabilità del gennaio 2014. Quindi parliamo di risparmi, di spending review, di sacrifici ai poveri pensionati. Non ci sono i soldi per indicizzare le pensioni sopra i 1.500 euro, ma poi nelle righe delle varie leggine, delle leggi di stabilità, c'è sempre il favore al mondo della finanza, alle banche, ai soliti noti. Perché? Perché c'è un sottobosco poi di favoritismi e di elargizioni che è la causa principale della disaffezione politica nel mondo italiano. Tipo una stupidaggine che però anche oggi leggevo così, sembra che ci siano 10 milioni di euro che vengono dati alla minoranza slovena in Italia, che per carità, tutto il rispetto per la minoranza slovena in Italia,
Però in questo momento preciso, quando ci sono persone che non hanno neanche lacrime di cui piangere, Diamola alla 10 Sardegna. milioni, esatto, sono cifre che fanno un po' rabbrividire, però di cui non se ne parla assolutamente. L'ha tirato fuori un senatore questa cosa qui, perché era entrato nel discorso della commissione, però assolutamente a me lasciano un po' perplessi Moschini. Poi voglio sentire lo psicologo, perché mi incuriosisce anche la sua analisi sociologica. Ah sì, lo spending review deve riguardare un po' tutta quella che è la spesa pubblica, e a partire sicuramente anche da questi contributi importanti che vengono erogati in questo momento a delle comunità. Non possiamo esimerci nel rispettare i patti che sono stati presi negli anni passati, però quando è emergenza per tutti, non è emergenza solo per alcuni. E questo è quello che dobbiamo cominciare a far capire alla gente piano piano, alla gente che ci governa naturalmente. I problemi fondamentali che stiamo affrontando in questo momento, che sono una povertà sempre più diffusa e una povertà che sta avanzando a grandissimi passi, perché ormai vediamo la gente continua a vivere con i 1.100 euro, e i 1.100 euro sinceramente Quando sono fortunati. Quando sono fortunati non bastano più, ma veramente non bastano più. Quindi se togliamo anche il potere d'acquisto di questi 1.100 euro, dove andiamo a finire? Bravo, dove andiamo a finire? Chiedo a lei, perché di fatto, io un po' ho messo questo titolo provocatorio perché qualcosa incomincia a muoversi, però il commento di molti potrebbe essere quello: no, non si sta muovendo proprio niente, sembra che nulla si muova, se non... Sì, nella realtà il problema continua ad essere presente, e quindi l'imprenditore è diventato un leone ferito. Non solo, perché c'è questa crisi, perché c'è una condizione economica che non funziona nel modo più assoluto, ma loro potrebbero avere un po' di sostegno dalle famiglie, ma non è possibile, perché anche le famiglie vanno in crisi. Ma non solo gli imprenditori, le famiglie degli imprenditori, ma anche i lavoratori e le famiglie dei lavoratori. C'è una vera e propria crisi, dove mi è piaciuto molto la terminologia che ha utilizzato il sindaco: bisogna essere uniti, bisogna creare squadra, solo così noi possiamo ma infatti, ma poi anche riuscire. l'avverbio con cui l'ha detto, ma è forte anche di risultati che poi ha conseguito, perché quello è molto importante. Nell'impossibile, perché sembrava un'azione impossibile con tutti gli step che ha affrontato, eppure è riuscito a ottenere qualche cosa. Siete riusciti, però pochi e sparuti. Quindi l'importanza è di riuscire ad ognuno di noi che ha quella forza e che ha dei titoli per farlo, di tirar fuori il coraggio, la stima, la fiducia, perché ce la stanno facendo perdere, però noi non dobbiamo mollare nel modo più assoluto, perché sennò è finita, per incominciare a fare squadre, a cambiare le cose in prima persona. Prego. Scusatemi un attimo, visto che parliamo di spending review, di squadra, squadretta, robe varie. Allora, in tempi non sospetti, Saccomanni, che oggi è ministro, quello che dice che non si può tagliare qua, non si può tagliare lì, ha chiamato un esperto per tagliare, spending review, in tempi non sospetti dichiarava che 200 miliardi di spesa pubblica non produttiva potevano essere cancellati. Non stiamo parlando di un centesimo, di 200 miliardi. Allora, io mi domando, se abbiamo 200 miliardi, che lo dice un ministro come Saccomanni, che si possono levare, allora io mi domando, il popolo italiano, noi facciamo la nostra parte per quello che possiamo fare, voi fate la vostra per quello che potete fare. Oggi abbiamo fatto una prova di confederazione anche. E allora, però quando usciamo da questo studio, ognuno pensa nella sua testa, ognuno pensa di avere le ragioni in tasca. I sindaci, dico, ma chiunque essa sia, da Pisapia a quello di Canicattì, da quello di Milano a quello di Canicattì, devono capire che quando un ministro fa determinate affermazioni, devono prendere tutto il popolo e dire: signori, questo ministro ha detto questo, noi facciamo sì che questo ministro faccia questo. Ma finché noi stiamo fermi e zitti, magari parliamo anche piano perché abbiamo paura, qualche interessuccio ce l'abbiamo anche noi, cosa facciamo? Posso sicuramente dire, per quanto riguarda sulla mia parte, no, come psicologo,
io non solo ho aderito a tante associazioni, compresa la Primavera d'Italia, per poter essere uniti e forti per fare Quindi qualcosa. voi date un supporto psicologico a coloro che ne hanno bisogno? Sì, assolutamente quindi questo è importante saperlo. A livello gratuito ovviamente, per riuscire a dire non è finita, ce la possiamo fare, e quindi hanno bisogno di aiuto. E quindi volevo dire che io personalmente ogni 15 giorni faccio una conferenza gratuita a mie spese, dove ci sono dai 300-400 persone, ogni 15 giorni, dal gennaio fino a dicembre. Che una conferenza che parla di cosa? Che parla di cosa? Parla di quale stile di comportamento noi oggi abbiamo, e quindi cosa faccio sollevare? Faccio sollevare le paure che loro hanno, da dove derivano queste paure, perché? Perché tutti quanti incominciano a dire io prima mi sentivo fiduciosa, adesso non ci credo più, non credo più nella politica, non credo più nell'amicizia, non credo più nelle banche, e quindi io non riesco a tirar fuori quella gioia che avevo dentro. Allora prima li faccio sfogare e poi incominciamo a soffermarci proprio per riportare in loro di nuovo quegli strumenti che ognuno di noi ha dentro. Anche perché la paura può far scatenare delle reazioni impreviste e imprevedibili. La interrompo solo un attimo, poi vediamo anche questo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, io chiamo qua dalla zona del Montagnanese, nella provincia di Padova. Sì, prego. Io guardi, sono un operaio da 1.000 euro al mese, 52 anni, ho 52 anni, e le dico solo una cosa, che ormai questa politica marcia infame, è una politica più indegna che possono avere gli italiani, è una cosa proprio vergognosa. Oggi abbiamo anche fatto caso a un litigio in giunta regionale in Piemonte, se le sono date di santa ragione. Facciamo ridere il mondo, eravamo la seconda potenza europea dopo la Germania, siamo uno dei paesi da quinto mondo ormai noi, da quinto mondo. Nella zona del Montagnanese, Casali di Scodosia, Urbana, Mellari, Megliadino, nella zona della Bassa Padovana, ormai qua è morto tutto, l'industria è morta. Vedo che c'è un signore da Casale di Scodosia che lui non mi conosce, ma io lo conosco di vista, e lui sa bene la realtà di Casale di Scodosia. Ah, eccolo qua. Com'è la realtà di Casale di Scodosia, operai a casa, gente che sta chiudendo. Quando un paese come Casale di Scodosia ha versato fior di quattrini sulle casse dello Stato, e qua non è mai venuto nessun ministro, nessuno a vedere cosa sta succedendo, oppure qua se c'è qualche spiraglio di luce per poter andare fuori da questa crisi, questo pallo per quanto riguarda il settore dell'arredamento. Tutti di noi se ne fregano, se ne fregano. Io ho parlato 2 sere fa con un signore che aveva un'azienda a Gorizia. A un certo punto ha detto basta, è andato a Nuova Gorizia, ha trasferito l'azienda a Nuova Gorizia, dove che dal 65% di tasse che pagava in Italia paga il 25% di tasse in Slovenia. Ma ci rendiamo conto dove stiamo andando? È giusto il logo, la protesta inizia a montare. Sì. Sì, ma è giusto che iniziano i sindaci, e dietro i sindaci che ci vadano i cittadini, ma non quei forconi. I forconi li usavano nel 1900, e ora che questi che sono al governo, a parte che non sono governanti questi qua, questi sono gente marionette manovrata dall'Europa. Io 10 anni fa, quando siamo entrati in Europa, la mia signora ho detto: da questo momento ci troviamo 2 governi da pagare, il governo italiano che non farà mai niente per noi italiani e il governo europeo che ci mette la lingua in casa nostra. Questo glielo dico e mia signora è qui a fianco a me e ne è testimone. Grazie a tutti, scusate la mia esternazione, ma è ora della protesta, è ora andare a Roma, ma mandarli a casa tutti. Grazie. E noi lavoratori siamo in tanti, ce la possiamo fare volendo. Grazie E viva l'indipendenza veneta, che venga un Veneto indipendente, perché di Roma ne abbiamo le balle piene. Grazie del suo contributo, grazie molte. Grazie. Allora, prima do la parola a lei di Casale è un deserto. L'emblema proprio.
Casale è un emblema, era il secondo comune di tutta la provincia come ricchezza pro capite, oggi è l'ultimo. Pazzesco. Allora, Pazzesco questa cosa qua. E che bello che non se ne parla, questa è la tragedia. allora cioè... e questo gli ho detto io, cosa gli ho detto dei giornali, cosa gli ho detto dei giornalisti, per quale motivo? Noi, loro e altre piccole associazioni che non sono filogovernative, come le associazioni che ci sono in giro. Attenzione, perché non voglio far nomi, ma mi metterei a farne una lista di nomi. E allora, se andiamo a analizzare le questioni che ci sono, e ce ne sono parecchie, l'ha detto Beffera, io le dico 545 miliardi di euro che l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia non incassa, li hanno congelati, e sul congelamento di questi soldi esigibili, perché le persone che le dovevano pagare li potevano pagare, hanno messo il segreto di Stato. Allora, vedi Elisa, caro sindaco che ti conosco bene, tu dovresti andare dai tuoi colleghi sindaci e cominciare a dire: adesso prendiamo tutti i cittadini, andiamo a Roma e li tiriamo fuori dai palazzi, perché io non posso pagare una ditta fornitrice, la faccio fallire. Questa ditta non paga i contributi e io non la pago. Però 545 miliardi è un quarto di debito pubblico. Vabbè, sono cifre. Ecco, però il telespettatore... Allora, sì, prego. anche quello che dice lei, psicologo, con tutto il rispetto che ho dei psicologi, quando uno arriva a bussare a Equitalia a casa sua, non c'è psicologo che tenga. Quando arriva qualcuno a bussare nella fabbrica, non c'è psicologo che tenga. Quando un imprenditore si ammazza perché non ha i soldi per pagare i dipendenti, perché Equitalia è andata a sequestrare i conti correnti, non c'è psicologo che tenga, con tutte le buone parole e con tutto il buon lavoro che può fare un medico, che io apprezzo. Allora ci dobbiamo svegliare su queste cose, ci dobbiamo svegliare. Noi, guardi, noi come Fede Contribuenti siamo andati davanti a Equitalia. Abbiamo fatto un casino che lo dovevamo fare. C'erano 2 decreti che non si sbloccavano, quello dei 120 giorni e quello della compensazione debiti con la pubblica amministrazione e debiti con lo Stato. Cosa è successo? È successo che si sono sbloccati. D'amblè. Però eravamo in 4 gatti noi. Quando avevamo chiamato tutti... Ecco, e questo qua torniamo su questo esatto, qua torniamo al solito discorso. È inutile che parliamo di squadra. Allora, se vogliamo fare le cose serie, ci sono i punti per fare le cose serie, fattibili da ieri, non da oggi, da domani, da ieri. E noi non facciamo solo proteste, facciamo anche proposte. Una che stiamo portando avanti sono sulle cartelle di Equitalia, bloccarle tutte. Oggi abbiamo 245 miliardi di cartelli che lo Stato non riuscirà mai a incassare, che li ha messi a bilancio, con le sanzioni, con le more e con gli agi e con gli interessi da usuraio. Cosa succede? Che se noi invece riusciamo a far sì che l'imprenditore, l'operaio, il pensionato, l'impiegato possa pagare il capitale e una quota di interessi di corso sì, ma c'è anche legale, la sanzione, perché adesso attenzione, dicono... di corso legale, bene, lo Stato incasserebbe 153 miliardi in 10 anni, vuol dire adesso 12 miliardi all'anno, vuol dire che lo Stato preferisce perdere 2,45 al posto di incassarne 153. E i comuni dove sono? Che poi quando Equitalia quando Equitalia gli va a sequestrare una casa, poi è un sindaco come lei che deve andare a procurare la casa. Il problema però, vedi, non è solo Equitalia, è questa politica che sembra non accorgersi, vanno nei talk show a parlare, ma non si accorgono del dramma che stanno vivendo tutte le popolazioni italiane. Sembrano degli alieni scesi da Marte che non sanno cosa fare. La gente sta morendo di fame e loro vivono nelle loro privilegi, nelle loro case. Si sono diminuiti gli stipendi, si sono tolti qualche privilegio, hanno diminuito il numero dei parlamentari, hanno abolito le province, hanno abolito le regioni. Facciamo così, domandiamo se qualche onorevole ci ascolta. Non è possibile. Domandiamo se qualche onorevole, senatore o presidente di regione o consigliere regionale abbia dato qualcosa, si sia levato qualcosa del suo stipendio, dei suoi emolumenti,
per Non siamo aiutare la riusciti popolazione di neanche ad Sardegna. Voglio vedere quanti l'hanno fatto. Non siamo riusciti neanche a abolire le province. Come Ma si fa? cominciamo da una cosa reale, tangibile, Ecco, che sta uccidendo la gente. Che cosa, proprio perché chi ci ascolta, dopo voglio sentire anche il sindaco, per partire da un qualche cosa di concreto, proprio perché le persone poi vogliono estrema concretezza, che cosa, chiedo a uno di voi due, adesso non lo so, che cosa partireste voi? Partiremmo da una riforma del tanto elettorale che Sì, ci ma come vuole. fate a intervenire? Perché a questo punto il sistema è là, è bloccato lì. Sì. Le persone dicono sì, tutti la vogliamo, ma come fate voi fisicamente? Facendo rete in massa, proponendo delle leggi e delle cose... Perché Grillo, per esempio, non ci sono riusciti, perché abbiamo l'esempio dei Sì, dei non ci sono grilli. riusciti, però non è che lì è stata una volontà politica molto diversa, che l'hanno anche emarginati, in un certo qual modo hanno scaricato su di loro delle loro No, è mancanze. che quando vai là devi sapere cosa vai a fare, Esatto. questo è il problema, perché tutti siamo bravi a protestare. Dopo però, quando ti trovi nella posizione di dover decidere, prima di tutto devi studiare. In secondo luogo ti devi saper muovere nella burocrazia italiana, che quello è il Devi grande conoscere la problema. Costituzione, le è leggi, difficilissimo. lo Stato. E in secondo luogo tu hai comunque degli organi di controllo, quindi tu non è che questa mattina ti svegli e decidi di fare quello che vuoi, perché c'è una magistratura che giustamente ti controlla, c'è una Corte dei Conti che ti controlla, ci sono delle leggi che tu devi rispettare, quindi non è che tu arrivi là e perché hai protestato in piazza sei automaticamente capace di cambiare il questo sistema. governo era nato con leggi di Napolitano e doveva fare 3-4 cose essenziali: la riforma elettorale, abbassamento del numero dei parlamentari e dei loro stipendi, il cuneo fiscale, queste 4-5 cose, e se l'ha fatto garante il nostro Presidente della Repubblica. Il nostro Presidente della Repubblica sono 3 anni che ci impone dei governi Monti e ci impone il governo Letta, il vero capo del governo è Giorgio Napolitano. Esatto, no, ma questo noi lo sappiamo non purtroppo. riusciamo. Ma allora, mutuando quanto dice il sindaco, vai lì e cosa fai? C'è una rivoluzione. Ora non possiamo fare nulla, non possiamo Beh, fare vi ricordate Bisogna trovare quel un sistema a grillino, questo scusate, punto. vi ricordate Le quel leggi delle grillino che è segreterie dei partiti, intervenuto come facciamo? con quell'emendamento che addirittura aveva peggiorato introducendo una nuova imposta e quindi introducendo ulteriore un difficoltà, documento. Era il DURT, quindi anziché quello agevolare, dell'IVA pagamento. anziché Andiamo a agevolare votare con questa legge aveva elettorale. addirittura Ma che reso conveniamo? ancora più difficile l'adempimento da parte degli imprenditori. Allora, tutta una vedete, serie. torniamo Quindi sempre questo a per una dire, cosa- quando tu vai là devi conoscere cosa devi non fare. riusciamo ad arrivare Però no, c'è e da dire portare questo. nulla. C'è da dire Non riusciamo a una portare nulla. Quindi l'unica soluzione è più lunga, perché purtroppo non possiamo dare soluzioni oggi per domani alla gente. abbiamo È gli strumenti. impensabile perché non ci sono gli strumenti. L'unica verità è che possiamo cominciare di nuovo a lavorare dai territori, a casa nostra, dobbiamo cominciare a entrare nelle amministrazioni comunali, dobbiamo entrare nelle amministrazioni regionali e piano piano arrivare alle amministrazioni nazionali. Questa è l'unica strada, è più lunga sicuramente, ci vorranno 5 anni, ma è l'unica via percorribile. È vero che noi possiamo fare questo, dobbiamo studiare, dobbiamo essere preparati, ma noi siamo solo controllati, loro controllano quello che facciamo noi, controllano se possiamo spendere o non possiamo spendere a casa nostra, abbiamo il redditometro allora con chi il li quale controlla? abbiamo il redditometro al quale dobbiamo rispondere noi come facciamo a controllare quello che spendono o non spendono loro? Non abbiamo nessuno strumento. Ogni giorno è uno scandalo. Una dittatura. Sì, poi è anche vera una cosa, che sui giornali emerge sempre l'elemento negativo. A Ma non ce ne fronte, sono a di fronte, positivi. sì, ma, Sindaco, ma ce non ne è sono vero, di perché a fronte stiamo morendo. verissimo, ma a fronte di un consigliere regionale Non che dica lei magari un elemento sperpera con un positivo. rimborso che non va, ci sono centinaia di amministratori sul territorio che tutti i giorni fanno volontariato per i propri cittadini. Ma siamo Quindi di d'accordo fronte, su questo, di ma fronte sta parlando all'esempio del territorio negativo, lei, non del nazionale. allora di fronte ad un esempio negativo poi abbiamo centinaia di persone che invece credono in Inquinano quello che tutta- fanno e inquinano sono a tutta la servizio dei propri Ma sì, cittadini. ma c'è da dire questo, Sindaco, c'è da dire questo. Capisco tutta la buona volontà. Allora, il sindaco di Resana ha fatto una battaglia dicendo: io le tasse per i miei cittadini non le voglio aumentare. Lui, territorio, e aveva trovato un connubio di poter fare, ha speso 1 milione di euro senza spendere un soldo del comune, perché un'azione di volontariato, qualcuno gliel'ha donati e hanno fatto dei lavori, cioè 1 milione di euro di lavori hanno fatto. Gli stessi che erano in giunta con lui l'hanno sfiduciato perché dovevano aumentare le tasse. Allora, vede,
Sindaco, c'è un problema di base e voglio rispondere anche a lei. Se parte dei comuni e c'è una legge, il sindaco la deve rispettare, perché se non la rispetta viene sanzionato, ha delle responsabilità amministrative, erariali, penali. O viene condannato. Allora, partiamo da una cosa precisa. Prima ho detto 245 miliardi, al governo sanno che non lo riusciranno mai a incassare. Allora c'è un danno erariale alle casse dello Stato? Attenzione, mi ascolti bene. Certo. Se invece tu gli proponi un qualcosa fattibile, secondo i canoni che la legge ti prescrive, e puoi farlo, un governo può fare anche decreti d'urgenza, in caso di necessità del Paese, ne incassi 153. Ma se non c'è la volontà. Se non c'è, esatto. Allora siamo noi che dobbiamo creargli la volontà. Benissimo. Li fanno loro i deputati. Ma siamo noi che dobbiamo creargli la volontà. Come facciamo? Ma se stiamo... no, adesso ci pensiamo. Benissimo, allora creiamo la... capito chi li elegge i deputati? Non siamo noi, li eleggono le segreterie dei partiti. E non possiamo andare in piazza, perché se andiamo in piazza... Devi cambiare la Costituzione, o no? Ma perché non puoi andare in piazza? Ma perché? Ma chi te l'ha detto? Guarda, l'ultima volta che siamo andati a Roma noi che della gente è andata in piazza si è trovata i carri armati. Guarda, l'ultima volta che siamo andati noi sindaci eravamo a Montecitorio con le fasce, ufficiali di governo, perché noi oltre ad essere rappresentanti di comunità siamo ufficiali di governo, la polizia ci ha tenuto dietro le transenne, non ci hanno neanche fatto entrare a Montecitorio nella piazza davanti. Riflettiamo su questi aspetti, andiamo subito in pubblicità, se volete intervenire approfittatene, tra poco.